450 profughi da distribuire, i destinatari sono sempre quelli, gli hub provinciali. A partire da Cona, dove le promesse di alleggerimento del ministro Minniti ai primi dell'anno assumono ora la sostanza di una barzelletta, e poi Bagnoli nel Padovano, altro sito esplosivo, e ancora Treviso e Oderzo. Dalla caserma ex Zanusso però resta l'impossibilità di sapere alcunché, pure per il primo cittadino. Non ci è dato di sapere il numero massimo sempre consentito dalla capienza del depuratore è sempre di 280, sappiamo che è già stato sforato, ma ci auguriamo che non vogliano sforarlo più di quel tanto. Non sappiamo nemmeno, ho fatto delle richieste, ma non sappiamo nemmeno a che punto siano i lavori e soprattutto quale sia il dimensionamento della struttura che dovrebbe essere definitiva. Nel frattempo rimane la battaglia del sindaco sulla questione dell'iscrizione dei migranti all'anagrafe comunale dopo il decreto Minniti che rende obbligatoria la procedura. Dal governo la rassicurazione che se il profugo non ottiene lo status di rifugiato e diventa clandestino o scappa, il comune può cancellarlo dall'anagrafe. Ma c'è un problema. Resta il fatto che se questo è scappato con la carta d'identità in mano, non è che posso poi diritto a ritirarla, quindi girerà per tutto il paese, richiedenti asilo dichiarati o scappati o dichiarati poi clandestini con tanto di carta d'identità in tasca.